Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Resta nel caos Fontanarossa, passeggeri esasperati dirottati negli altri aeroporti siciliani senza preavviso, privi di informazione e assistenza, costretti anche a ritirare i bagagli sulla pista. La testimonianza di un gruppo di pellegrini di ritorno da Lourdes, anche per loro il rientro è stato un incubo. Intanto il governo apre un dossier. Mezza Catania senza luce e acqua nei giorni più caldi della stagione. I disagi non risparmiano neanche ospedali, farmacie e studi medici, sconforto e rabbia tra i residenti. Il ministro Musumeci duro con Enel. Paghiamo per una rete inadeguata. Incendi, brucia la Sicilia, fiamme alte a Bellolampo, ad Avola e nell'oasi del Simeto a Catania. Le temperature roventi non aiutano le operazioni di spegnimento. 122 beni confiscati a Messina Denaro andranno a enti e associazioni della provincia di Trapani. Per il ministro Piantedosi la gestione delle proprietà sottratte ai boss è una priorità per lo Stato. Siciliani disperati per lo stop al reddito di cittadinanza. Sono solo 113 le offerte di lavoro finora per oltre 500.000 di domande di occupazione. In attesa di avere la rosa al completo, Tabiani guida i primi allenamenti del ritiro del Catania e incassa anche i complimenti di Pelligra. È la scelta giusta, dice il presidente rossazzurro. Come sentivamo dai titoli, a Fontanarossa il caos non finisce. Sono già passati 8 giorni dall'incendio che ha portato alla chiusura di una parte dello scalo, ma sono ancora migliaia i passeggeri dirottati da Catania a Palermo, a Comiso, a Trapani, e questo quando il volo non è cancellato del tutto, senza preavviso, costretti a ritirare i bagagli sulla pista e a trascinarsi con più di 40 gradi verso un Terminal C troppo piccolo per coprire l'emergenza. Sentiamo Tonino De Mana. Arrivano così, sotto il sole a picco, con temperature che sfiorano i 50 gradi, trascinando i loro bagagli presi direttamente sotto la stiva dell'aereo, sulla pista. Quasi un fai da te per uscire dall'inferno originato da un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, che 8 giorni fa ha mandato in tilt l'aeroporto Fontanarossa di Catania e come effetto domino anche gli scali di Palermo, Trapani e Comiso. Il caos è servito tra partenze improvvisate, voli cancellati o spostati all'ultimo momento, beffando anche questa coppia di ragazzi originari di Nissoria che per motivi di lavoro doveva tornare in Inghilterra. Prima il volo cancellato, poi dirottato in extremis da Catania a Palermo, risultato aereo perso e tanta rabbia. Siamo venuti a Catania perché il volo partiva da Catania e ci hanno fatto sapere che in realtà il volo è stato dirottato a Palermo. Non possiamo ritornare a casa, dobbiamo andare a lavorare. Il caos è servito in partenza ed in arrivo, dove sembra beffardo anche questo murales. I bagagli erano messi buttati a terra. Benvenuti dove? Nel paese dell'abbandono. Spiazzati anche gli operatori che si occupano del trasporto dei passeggeri, gli NCC, che in pratica non sanno neanche dove aspettarli. Io spero che sia il posto giusto, perché ovviamente è da 10 minuti che giro. Riusciamo ad entrare in aeroporto mentre un operatore chiama a gran voce i passeggeri diretti a Roma Fiumicino. È vergognoso, c'è una fila di centinaia di metri e non c'è un responsabile, non c'è un coordinatore, non c'è uno steward che dia un'informazione. Nel 2023 si devono dimettere queste persone, sono assolutamente inadeguate e incompetenti. Ho visto mamme con neonati, ho visto anziani in difficoltà, in coda, privi di assistenza. Qualcuno si sente male, il caldo gioca brutti scherzi e in questo stanzino adibito ad infermeria non si ferma l'attività dei soccorritori. La gente è un pochettino sottoposta a stress sia psicofisico che anche proprio dal caldo che non tende a mollare ancora la presa. E la pazza estate di Catania è soltanto all'inizio. E le difficoltà di Fontanarossa non hanno risparmiato neppure una comitiva di pellegrini giarresi diretti a Lourdes. Andata e ritorno da incubo, sentiamo la testimonianza di Don Nino Russo che di certo non le manda a dire. Peripezie, andare fino a Palermo con una comunicazione fatta all'ultimo momento di notte, tornare da Lourdes ed essere sbarcate sia a Catania ma in un momento di grande disorganizzazione generale. Ecco, per cui anche i nostri bagagli messi lì sulla pista, i nostri costretti a fare un lungo percorso. Ecco, mi chiedo se al di là di tutto quello che si possa dire, non si debba a un certo punto chiedere che
si finisca col dare posti di sottogoverno semplicemente per spartirsi questi posti da parte dei politici. Occorre che nei posti di responsabilità ci siano veramente persone che siano all'altezza del compito, e quindi forse farebbero bene coloro che magari sono in quel posto non per capacità tecnica ma per sottogoverno a lasciare il posto ad altri che siano in grado di portare avanti una degna organizzazione dell'aeroporto. E con una ispezione della Commissione Trasporti della Camera a Fontanarossa, da domani anche il Governo si occuperà di come fronteggiare l'emergenza appunto all'aeroporto di Catania. Luca Ciliberti. La normalità è ancora lontana, il terminal A di Fontanarossa non riaprirà né domani né in settimana, verosimilmente servirà la prima metà di agosto per rimettere in piedi l'area danneggiata dall'incendio che ha compromesso le linee di comunicazione dello scalo. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha convocato nelle prossime ore al Ministero un tavolo per affrontare il dossier dell'aeroporto di Catania. Il ministro per le imprese del Made in Italy Adolfo Urso invece ha trasmesso una lettera alla SAC e all'ENAC per sollecitare precise informazioni relative ai piani di ammodernamento dello scalo aeroportuale di Catania e sulle tempistiche di riapertura. Nelle ultime ore a Fontanarossa c'è stata anche un'ispezione dei deputati della Commissione Trasporti della Camera per verificare in presenza lo stato dei lavori e le criticità in atto. Conoscere come è stata gestita l'emergenza non soltanto dalla società aeroportuale ma anche da ENAC, da ENAP e da queste 1000 arrivoli società di trasporto pubblico che stanno gestendo i passeggeri da un punto all'altro della città. Sicuramente una grave carenza che ho potuto riscontrare anche in prima persona già la mattina successiva all'incendio è la mancanza delle informazioni da parte delle compagnie aeree nei confronti di tutti i viaggiatori. Ad oggi non ci sono dei tempi certi per la riapertura del Terminal A, la Protezione Civile, ENAC, SAC stanno lavorando 24 ore su 24 per ristabilire il servizio. È chiaro che però il ministro Salvini e il presidente Schifani devono impegnarsi di più. Durissimo infine il commento del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, che chiede a tutti i soggetti interessati di rendere conto delle proprie condotte commissive e omissive. I riferimenti sono a SAC, ENAC, ENAB, compagnie aeree e istituzioni locali. Naturalmente noi continueremo a seguire l'evolversi della situazione, ma adesso voltiamo pagina da un'emergenza a un'altra. Mezza Catania è senza luce e acqua. Interi quartieri al buio nei giorni più difficili dell'emergenza caldo. C'è chi ha scelto di andare in albergo, i disagi però non risparmiano neanche gli ospedali. Sentiamo Lorena Dolci. Sì, è mancata l'acqua, una giornata intera giovedì scorso e questa mattina al nostro risveglio ancora eravamo sprovviste. Ogni giorno e stiamo pizzando magari cose in dei congelatori. Da Cibali a Librino, da San Cristoforo a Lungomare il coro è unanime. Mezza Catania è senza luce né acqua, proprio nei giorni più difficili di un'emergenza senza precedenti. C'è chi senza corrente e con punte di 40 gradi ha scelto di andare in albergo. Chiaramente ventilatore spenti, acqua pochissima. Abbiamo cercato di dormire in terrazza, ma insomma si può fare una volta, la seconda volta è impossibile. E quindi io mi sto appoggiando in albergo e mio figlio ha trovato degli amici per rimanere là. Quindi nel frigorifero tutto quello che hai puoi buttare? Sì, già ho iniziato a buttare e stasera c'è l'organico, quindi ora qua c'è tutta, vedi, guarda che c'è qua. Che poi ce l'avessero detto prima, magari alcune cose noi non le compravamo. Nello stesso palazzo di via Martoglio, una traversa di via Plebiscito, anche uno studio dentistico è rimasto al buio. Siamo qua bloccati con enorme disagio da parte nostra e per i nostri pazienti, soprattutto quelli che avevano urgenza di venire anche perché fra poco vanno in vacanza. Professionisti e commercianti, tutta la filiera produttiva paga a caro prezzo i disagi di questi giorni. Ecco lo sfogo del titolare di uno dei più rinomati bar di Catania. Ma voi come state lavorando adesso? Stiamo lavorando, no, signora, le dico la verità, stiamo lavorando con le autobotti, ma è una situazione che è insostenibile. Sta vedendo i frigoriferi che funzionano con un ricircolo d'acqua, ci vogliono almeno 10.000 litri di acqua all'ora. Questa è la situazione che siamo costretti tra un po' a chiudere un'altra volta. L'emergenza caldo e blackout a macchia di leopardo non risparmiano neanche gli ospedali. Dal Garibaldi al Policlinico al Cannizzario i nostri telespettatori segnalano reparti bollenti, privi di aria condizionata.
E il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, ha convocato a Catania un vertice in prefettura per affrontare appunto il tema dell'emergenza blackout. Duro sulla situazione attuale, al tavolo c'era anche Enel. Luca Ciliberti. L'ultima domanda, i cittadini del PNRR gli interessa poco, guardi, vogliono sapere quando torna la normalità. Scusate. Quello che vedete andare via allargando le braccia è uno dei due tecnici dell'Enel invitati al vertice in prefettura sull'emergenza blackout a Catania. Le previsioni sono ancora per domani negative, ma appunto stiamo lavorando, avendo rinforzato la nostra squadra, contiamo di normalizzare la situazione al più presto. Nelle voci della bolletta elettrica si chiama costo di trasporto, gli utenti lo troveranno contabilizzato anche nella prossima. Eppure la rete elettrica a Catania è inadeguata perché si scioglie al sole. Così il ministro Musumeci vuole vederci chiaro, ma le risposte lo lasciano francamente basito. Fintanto che la temperatura supera i 40 gradi, gli operai dell'Enel non risolvono il problema. È inutile girarci attorno e fare filosofia. Interi quartieri al buio a Catania e nell'Interland. Stiamo pagando da un lato cambiamento climatico al quale già da qualche anno avremmo dovuto guardare con più attenzione, dall'altro lato una infrastruttura che non appare assolutamente adeguata al nuovo contesto. I sindaci faticano a dare risposte ai cittadini. È un'emergenza a macchia di leopardo che coinvolge tutti i comuni della provincia di Catania. Quali sono le soluzioni, al di là del prendere atto? Sono quelli di utilizzare le power station in questo momento, che sembra l'unica soluzione gestibile nel momento emergenziale. Dalla riunione ancora non sono emersi tempistiche certe di risoluzione di quelle che sono le tematiche appunto in via generale, per cui, visto il gran caldo che si teme nei prossimi 2 giorni, c'è anche il rischio di subire ulteriori stacchi. La protezione civile prova a portare gruppi elettrogeni nelle zone più disagiate. L'Enel ha messo in campo oltre 500 tecnici che provano a riparare i danni, ma il ritorno alla normalità sembra davvero ancora distante. E purtroppo le emergenze non finiscono qui, perché purtroppo caldo e fuoco è un abbraccio che troppo di frequente si verifica. E in questo momento ci sono incendi senza sosta in Sicilia, un muro di fuoco tra Priolo e Augusta, chiusa l'autostrada nel Palermitano, le fiamme invece lambiscono anche la discarica di Bellolampo. Ad Avola, nel Siracusano, distrutto uno stabilimento balneare. Catania, la città più calda con 47,6 gradi. Qui le fiamme minacciano l'oasi del Simeto. Giusy Lazzara. Caldo, anzi caldissimo, le temperature salgono e soffia il vento ad infiammare la Sicilia. Qui siamo ad Avola, nel Siracusano, le fiamme alte e il fumo nero, visibile anche a distanza, si vede nelle immagini, hanno distrutto questo stabilimento balneare in contrada Cicirata. Sul versante occidentale, diversi residenti di Capogallo, Pizzosella e via Tolomeo, nel Palermitano, hanno abbandonato le abitazioni in via precauzionale. Lo vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco. Con oltre 46 gradi la situazione sta diventando difficile nella zona occidentale di Palermo. Tante le squadre di vigili del fuoco, forestale, protezione civile che stanno lavorando da questa notte per fronteggiare gli incendi. Le fiamme sono partite anche nella quarta vasca della discarica di Bellolampo. Stanno intervenendo anche diversi Canadair che non si sono fermati da questa mattina. E le fiamme hanno interessato anche Partinico, Misilmeri e Bolognetta. Sul versante orientale della Sicilia si registra l'incendio nella zona del villaggio Azzurro, con le fiamme che, alimentate dal vento, si sono dirette verso l'area dell'oasi del Simeto, a sud di Catania. È la città oggi la più calda dell'isola, con 47,6 gradi rilevati dalla protezione civile. Puntuali arrivano anche gli incendi dolosi. Un bracciante agricolo di 68 anni è stato denunciato dai carabinieri a Pantelleria per un incendio in contrada Recale, lungo la via Nicà. I carabinieri hanno scoperto che il punto di innesco dell'incendio partiva dall'interno di un terreno privato. L'agricoltore aveva dato fuoco a cumuli di vegetazione. Sfuggendo al controllo, le fiamme avevano bruciato 3 ettari di terreno incolto e macchia mediterranea. Il Presidente della Regione emani subito un'ordinanza di sospensione del lavoro nelle ore critiche. Lo chiedono la CGIL e la UIL Sicilia per tutelare i lavoratori a rischio per il caldo straordinario. Per ottenere il provvedimento previste per venerdì manifestazioni in tutte le province siciliane. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo.
E rieccoci di rientro dalla pubblicità. 122 beni confiscati a Messina Denaro andranno a enti e associazioni della provincia di Trapani. Per il ministro Piantedosi la gestione delle proprietà sottratte ai boss è una priorità per lo Stato. Sentiamo Marco Gullà. Una più efficace politica di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia presenti in Sicilia e quindi consentire il passaggio dall'illegalità alla legalità. Oggi in prefettura a Palermo la presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, accordo istituzionale tra la Regione Sicilia e l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Tanti i beni sottratti a Cosa Nostra, tra questi ben 122 sono stati confiscati al boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro. Oggi invece abbiamo creato i presupposti per rilanciare ancora di più questo tema della destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che vede già la Sicilia al primo posto in Italia. Il 40% delle destinazioni che vanno a buon fine sono realizzate qui in Sicilia, con il sostegno non solo di raccordo ma anche di impegno finanziario da parte della Regione Sicilia. Contiamo di occupare uno spazio importante soprattutto per quello che riguarda la destinazione ad utilizzo per presidi delle forze di polizia. Il ministro è tornato anche sulla nuova emergenza che sta affrontando Lampedusa proprio a causa delle condizioni del centro d'accoglienza e del grande numero di presenti. Negli ultimi giorni si sono registrati vari momenti di tensione, in particolare tra i minorenni non accompagnati, e così tra fughe e denunce Lampedusa si ritrova nuovamente a fronteggiare l'ondata di arrivi. Lampedusa e tutti noi stiamo soffrendo di questo problema di arrivi importanti per i problemi che sapete dalla Tunisia, agevolati sicuramente dalla condizione estiva di bel tempo, ma comunque l'origine è quella che sappiamo. Noi confidiamo quanto prima di venirne a capo anche attraverso iniziative che possano bloccare la partenza. Ieri è stata una giornata importantissima. Per Piantedosi Lampedusa meriterebbe il premio Nobel per la pace e alla domanda se sono in cantiere altri centri d'accoglienza nel Mezzogiorno, questa è la sua risposta. Noi stiamo rafforzando tutta la rete di accoglienza, lo faremo d'accordo con i territori per fare appunto da argine a questo problema molto importante degli arrivi e da gestirlo, però sempre nell'obiettivo quanto prima di vedere le iniziative che si adottano per fermare i flussi irregolari, portare beneficio anche al sistema di accoglienza. Non hanno risposto alle domande del GIP il carabiniere e il consigliere comunale di Mazzara del Vallo nel Trapanese e i domiciliari con l'accusa di avere tentato di vendere a Fabrizio Corona file riservati sulla latitanza del boss Messina Denaro. Il carabiniere, secondo l'accusa, avrebbe trafogato 786 file riservati, con la complicità del politico avrebbe organizzato l'affare che però è stato smascherato dagli investigatori. E cambiamo argomento, ultimi giorni di reddito di cittadinanza per molti percettori. Ad agosto una parte di coloro che hanno fino ad ora beneficiato del sussidio, si parla di circa 500.000 persone, saranno esclusi dopo le modifiche del governo Meloni sulla misura. Abbiamo incontrato alcuni di loro a Palermo. Gullà. Io ho 49 anni, da luglio in poi non so quello che dovrò fare. Ad agosto sicuramente avrò problemi con il mio padrone di casa, non so se mi butterà in mezzo alla strada, non so quello che farò ad agosto, vado a dormire in mezzo alla strada. Lui è Antonio, palermitano, come tanti altri percettori del reddito di cittadinanza, essendo un occupabile, da agosto non percepirà più il sussidio. Secondo una stima dell'ufficio parlamentare di bilancio, gli esclusi sarebbero il 22,9% delle persone che oggi risultano beneficiarie della misura. Si parla di oltre 500.000 cittadini che da luglio o dai mesi successivi non riceveranno più l'assegno sulla carta dedicata. Da settembre mi daranno un assegno inclusione di 350 euro. Io pagando di 400 euro di affitto al mese, che devo fare? Mangio o mi pago l'affitto? Chi non riuscirà a pagare neanche la casa, logicamente con tale miseria, è normale che dovrà andare a vivere in mezzo alla strada. Cioè chi ha una macchina andrà a vivere in una macchina e io che la macchina non ce l'ho. In Sicilia ci sono 500.000 percettori di reddito di cittadinanza. Quante offerte di lavoro invece ci sono? E ci sono soltanto 113 offerte di lavoro per oltre 500.000 siciliani che percepiscono il reddito di cittadinanza. Considerate che di questi 160.000 già a partire da luglio perderanno il diritto del reddito di cittadinanza, ad agosto intanto non avranno completamente nulla e da settembre percepiranno soltanto 350 euro al mese. Percettori preoccupati e con tanti dubbi.
Diciamocela tutta, si ritornerà al lavoro nero sfruttati molto di più rispetto a prima, perché naturalmente, come si dice in siciliano, si prende la forchetta, si andrà a infilzare molto di più rispetto a quello che era prima. Noi vogliamo il lavoro, dopo il lavoro ci sarà la sospensione del reddito, ma fino ad allora assolutamente non è giusto lasciarci così, proprio in balia della fame. Questo governo ha deciso di che morte dobbiamo morire, di fame. È una notizia, un operaio di 69 anni in provincia di Agrigento è morto dopo essere caduto da un ponteggio da un'altezza di circa 4 metri al cimitero comunale di Aragona, nell'Agrigentino, dove stava lavorando. L'uomo era intento ai lavori di recupero di una cappella funebre quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Inutile l'intervento del 118 e dell'elisoccorso. I carabinieri stanno cercando di accertare, insomma, per conto di chi l'uomo fosse al lavoro. Adesso c'è la pubblicità. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità per parlare di sport calcio. Il Catania prosegue il suo lavoro a Zafferana Etnea sotto lo sguardo attento del nuovo allenatore e della dirigenza al gran completo. Settimana importante per il mercato, mentre Pelligra parla del tecnico e anche del futuro. Marco Carli. Nel vivo il ritiro di Zafferana nonostante il gran caldo, squadra che si allena 2 volte al giorno, parte iniziale della mattinata e ultime ore del pomeriggio. Lavoro atletico, di ripresa, ma anche i primi dettami tattici che arrivano da Tabiani. Un modulo, il 4-3-3, che resta identico ma che avrà un'interpretazione diversa. Anche i tifosi hanno voluto salutare i giocatori in serata, circa 200 presenze a Zafferana davanti, la sede del ritiro. Durante le prime sedute presenti anche i massimi dirigenti, il vicepresidente Vincenzo Grella, il direttore generale Luca Carra e ovviamente il direttore sportivo Antonello Laneri, che nel frattempo lavora a fari spenti sugli ultimi colpi di mercato, a parte l'ufficializzazione di Popovic. 4 sono importantissimi: il portiere, i difensori centrali, ne arriveranno 2, e l'attaccante di categoria superiore annunciato dal DS. Del nuovo tecnico Tabiani parla così il presidente Pelligra. Il nostro mister è forte per noi, aiuta noi a portare avanti, a dare fiducia a lui, e lui ne porta una squadra benissima e forte. E siamo tanto contenti anche da far vincere. Pelligra, questa volta in inglese, ritorna anche sulla situazione stadio e centro sportivo. Incredibile, abbiamo già lavorato un anno, ma un progetto come questo è un progetto lungo, prende tanto tempo. Non vediamo l'ora di rivelare anche poi della stampa ai tifosi quelli che sono i prossimi passaggi. Il piano cambia nel quotidiano, ne parlo ogni giorno col mio staff e niente, ogni giorno è molto emozionante, non vediamo l'ora del giorno successivo. Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora legata in qualche modo all'emergenza caldo e all'emergenza elettricità. Da domani a domenica i tornelli della metropolitana di Catania rimarranno aperti e si potrà viaggiare gratis. Lo ha stabilito la direzione generale della FCE raccogliendo una specifica richiesta del sindaco trantino. Questo considerata la persistenza di alte temperature e la necessità di invogliare all'utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti. È tutto per questa edizione, vi auguro un buon proseguimento di serata.